Benvenuti, oggi è mercoledì 12 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 19:34 e cala alle 3:51. Oggi si celebra San Fortunato. Il nome Fortunato ha origine latina e significa che ha buona sorte. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è l'arancione, la pietra è il lapislazzuli e il metallo il rame. Se volete sfoggiare unghie forti e affilate come artigli di felino, non potete perdervi questo consiglio. Infatti, se avete unghie fragili che si spezzano al minimo impatto, potrebbe essere segno di una carenza di vitamina A e B, ma non temete, perché c'è un alleato che può venirvi in soccorso, l'ananas. Basta spalmare un po' di succo di ananas sulle unghie e aggiungere qualche goccia di limone. In alternativa, fatevi una bella pina colada. Sono 86 le candeline per l'attore comico Bill Cosby. Dopo gli inizi da cabarettista, il successo clamoroso arriva nel 1984, quando produce e interpreta la serie I Robinson. Suo il record di personaggio del piccolo schermo più pagato negli USA tra gli anni 80 e 90. Le accuse di aver drogato e violentato diverse donne ne offuscano l'immagine pubblica. Nel 2018 viene condannato per stupro, ma nel 2021 la condanna viene annullata ed è tornato in libertà. Festeggia 41 anni l'ex calciatore barese Antonio Cassano. Dopo una serie di provini andati storti, il suo amato Bari decide di dargli una chance nel settore giovanile, da cui sboccia la sua carriera nel calcio professionistico. La Roma si accorge del suo talento e lo ingaggia, ma le sue 5 stagioni con i giallorossi sono un mix di successi e di momenti di tensione a causa del suo carattere focoso. Nonostante le sfide, il Real Madrid di Fabio Capello decide di puntare su di lui, ma l'esperienza in Spagna non si rivela fortunata, anche a causa della sua forma fisica non perfetta. Successivamente Cassano fa ritorno in Italia, vestendo le maglie di Milan, Inter, Parma e Sampdoria. Infine, oggi compie 50 anni un altro ex calciatore, Christian Vieri, detto Bobo. Considerato uno dei più forti attaccanti della sua generazione, ha militato in 11 squadre italiane, oltre a 2 brevi esperienze all'estero, Atletico Madrid e Monaco. Ma il suo nome è legato soprattutto all'Inter, di cui ha vestito i colori dal 1999 al 2005. Ha collezionato un tris di fidanzate veline, Elisabetta Canalis, Melissa Satta e la siciliana Costanza Caracciolo, con cui si è sposato nel 2019 e da cui ha avuto la figlia Stella. Immergiamoci nel vortice selvaggio del rock and roll con i leggendari Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Questi talentuosi musicisti britannici, noti per il loro stile sporco e ribelle, sono l'alternativa alle melodie dolci dei Beatles. La loro epica avventura inizia con una performance indimenticabile al leggendario Marquee Club di Londra, il 12 luglio del 1962. Da quel momento i Rolling Stones scateneranno una rivoluzione nel panorama musicale. Durante le vostre avventure estive, se avete in programma di visitare il bellissimo Portogallo, segnatevi questo consiglio di Galateo Internazionale. Tenetevi lontani dalla richiesta di sale e pepe. Gli chef potrebbero sentirsi offesi se osate chiedere condimenti aggiuntivi. E ora, per tutti gli appassionati, sentiamo i consigli delle stelle di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi congiunzione Luna-Giove, tutto è florido ed abbondante. Vediamo come. Ariete, florido abbondante è sicuramente il vostro conto in banca o comunque le operazioni economiche e finanziarie a cui oggi potreste dare il via. Qualora e laddove vi interessasse di un acquisto immobiliare, la giornata non potrebbe essere più propizia. Toro, Luna e Giove in congiunzione nei vostri gradi, espansione, fertilità, fortuna. Questa congiunzione determinerà comunque per voi il dire e l'ammettere a voi stessi che provate un sentimento importante per un amore un po' complicato. Gemelli, questo Giove e questa Luna vi solleticano emotivamente a fare qualcosa. Non siate polemici, non prorompete in un fiume di parole. Marte non vi servirà invece approfondire i vostri sentimenti e agire in maniera molto cauta e delicata. Cancro,
La giornata è molto interessante visto che la vostra beniamina, la luna, si congiunge a Giove, portandovi fortuna e anche nutrendo delle grandi ambizioni, soprattutto in amore, se volete proporre al partner un trasferimento o un piccolo viaggio. Leone, giornata molto interessante, Luna e Giove sono in quadratura, ma ci penserà la bella Venere a parare il colpo, del resto Urano non la disturba più di tanto per adesso, quindi cercate qualunque cosa accada di essere morbidi e di soprassedere, c'è sempre una persona che vi ama oggi che vi soccorrerà. Vergine, giornata molto intensa oggi, Luna e Giove congiunti in un bellissimo trigono ai vostri gradi vi riscaldano il cuore, vi rimettono positività e soprattutto vi portano fortuna negli affari, nelle firme e nei contratti. Bilancia, giornata che oggi vi vedo un po' snobbare tutta una serie di impegni ed eventi, avete bisogno di spazio e di relax e ve lo suggeriscono anche altri pianeti collaterali. Venere vorrebbe semplicemente ricordarvi che il vostro è un segno che ama l'armonia e la morbidezza, troppe tensioni, quindi rilassatevi. Scorpione, giornata che vede la Luna potenziata da Giove in opposizione assieme ad Urano. Sicuramente per quanto l'appoggio di Marte è efficace, dovrete stare attenti a non esagerare in nessun senso oggi, proprio perché quando Luna e Giove si congiungono tutto è un po' più amplificato. Sagittario, giornata interessantissima per quello che potrebbe riguardare una serie di relazioni che hanno a che fare con il lavoro, quindi testete bene la rete diplomatica delle vostre conoscenze perché probabilmente tra queste ne coltiverete una che in futuro risulterà molto preziosa. Capricorno, giornata decisamente bellissima, Luna e Giove congiunti in trigono. Di sicuramente supereranno l'opposizione Mercurio-Plutone che vi caratterizza, quindi questa incapacità di dire delle cose chiare. Giove e Luna vi aiuteranno invece oggi a parlare proprio con amore, a essere morbidi, amorevoli e soprattutto a farvi sentire veramente molto amati. Acquario, giornata che vede una Luna in quadratura potenziata da Giove. Oggi è una di quelle giornate in cui forse è meglio rimanere a letto. Ogni tanto succede anche a voi, del resto siete dei così bravi sognatori che sognare un po' di più stamattina potrebbe essere congeniale. Pesci, giornata molto bella oggi che ritira su un po' l'umore, anche se Marte in opposizione vi soccorreranno Giove e Luna con un buon umore, una quantità d'affetto e un abbraccio importante, proprio come piacciono a voi. L'Italia non è solo la patria della pasta e della pizza. Il 12 luglio del 1963 si accende il faro sulla qualità e l'eccellenza dei prodotti italiani. Parliamo della denominazione di origine controllata o DOC, che riconosce e tutela le specialità regionali e territoriali. Vengono aggiunti alla lista due autentici tesori enologici, il moscato passito di Pantelleria e il marsala di Trapani. Pronti a sollevare il calice? State per scoprire un segreto per diventare delle vere persone di successo. Eccolo, don't put all your eggs in one basket, che tradotto significa non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Per ottenere grandi risultati non concentrate tutte le vostre energie, i vostri sogni in un solo progetto, ma tenetevi aperte diverse porte e piani B, altrimenti rischiate di rompere tutte le uova in un solo colpo. Avete perso l'ultima puntata? Ma nessun problema. Su Sicilia Play, il nostro canale YouTube dedicato, potrete rivedere ogni episodio. Piero Manzoni, un nome che ha scosso il mondo dell'arte. Non gli interessava la tradizione, voleva qualcosa di nuovo, provocatorio, irriverente. Iniziò a dipingere impronte di oggetti comuni, come chiodi e forbici, usando materiali insoliti, come il gesso e il caolino. Poi la vernice bianca, con cui copriva oggetti comuni, persino il pane. Poi le secrezioni di artista, come il suo fiato, il sangue e la famosa merda d'artista. Non c'è bisogno che vi spieghi il contenuto delle scatolette. Nel 1963, all'età di 29 anni, Piero Manzoni morì di infarto nel suo studio.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Arrivederci e a domani, sempre su Intera Sicilia con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.